Con lui, Silvestri, e con lui cominciamo questa nuova puntata di Frequenze Divergenti e diamo il bentornato a Liliana Doria. Buongiorno a tutti. Diamo anche il benvenuto qui a Cittadella la Radio e Cittadella TV a Gabriele Volpe. Buongiorno Gabriele. Ciao ragazzi. Come stai? Ciao. Tutto bene. Ottimo. Allora, Liliana, perché salirò? Tanto per cominciare, come al solito. Perché Gabriele è un ragazzo che ce lo insegna, insomma, a non arrendersi, a essere consapevoli che c'è una lunga strada, che vale sempre la pena voler e dover affrontare per vedere delle vette decisamente più interessanti, insomma, da lì il panorama. E allora cominciamo a raccontare questa storia con lo sguardo proprio di Gabriele. Cominciamo. Ecco Gabriele, se dovessi raccontarti senza usare etichette, chi sei oggi? Sono ormai un ragazzo autonomo che svolge varie attività, anche camminare da solo, per esempio, a parte che frequento cooperative Isaac Pro, ad esempio. Ok. E questo come ti fa sentire? Molto a mio agio. Ok, c'è qualcosa che le persone, per esempio, spesso fraintendono secondo te sull'autismo e che ti piacerebbe in qualche modo correggere una volta per tutte? Per me sì. Molti erano nel trattare male i figli autistici o le persone autistiche in generale. Dovrò essere quanto possibile più comprensive, perché magari non sanno che in realtà hanno delle stereotipie che sono appunto c'è chi fa le farfalle, cammina a modo strano, per esempio, e tutto questo andrebbe compreso. Esatto. Ok, Liliana, la storia di Gabriele è una storia di autonomia, è una storia di crescita e di, tra virgolette, sinergia in qualche modo. Mi trovi perfettamente d'accordo. Parto da questa tua ultima osservazione sul fatto che il servizio territoriale deve fare rete. Gabriele ce l'ha appena poc'anzi sollevato ci ha sollevata come lettura solo una sostegno familiare sincero, aperto, insieme a il terzo settore, in questo caso ha poc'anzi citato Isaac Pro, sicuramente insieme alle agenzie territoriali, una giusta dose buona di compromessi, perché mi rendo conto, insomma, Gabriele ha 27 anni, quindi immagino quante lotte ci siano state per arrivare dove Gabriele è arrivato, non solo a livello personologico, relazionale e di diritti, come poc'anzi Gabriele ha citato, ma anche di servizio. Insomma, 27 anni fa presumo che non era semplicissimo diagnosticare una neurodivergenza di questo tipo, e per quanto sicuramente mamma e papà siano state delle persone molto attente lungimiranti, è vero Gabriele? Sì. Avranno fatto delle lotte, che le batterie diagnostiche, insomma, di 20 anni fa non sono quelle di oggi. Gabriele, col tempo immagino che tu hai raggiunto, degli equilibri. Quali sono le cose che ti fanno sentire a tuo agio nel mondo e quali invece magari quelle che lo complicano? Allora, partiamo magari da quali sono le cose che ti fanno sentire a tuo agio nel mondo? Allora, stare in mezzo alle persone, non capisco perché mi piace la confusione. Ti piace? Sì, non ovviamente quando urlano di rabbia, attenzione, quando urlano di gioia. Ok. Mi piace anche quando, tipo, per esempio, mi fa sentire a mio agio anche stando... Vabbè, con calma. Allora, facciamo così. C'è invece... Allora, da un lato c'è l'aspetto che ti fa sentire a tuo agio, tipo questo stare in mezzo alla gente gioiosa, mi pare di aver capito. Sì. Di contro invece che cosa non ti fa stare a tuo agio? Che cosa ti disturba? A parte essere giudicato, a parte quello, è anche il fatto che organizzo tipo un qualcosa, pensavo di fare bene, invece va veramente storto.
Quello succede un po' a tutti, Gabri. No, credo che non c'entrino le neurodivergenze, succede un po' a tutti di dire o fare qualcosa avendo un buon obiettivo e poi magari, ecco, per mille motivi che magari non dipendono neanche dal tuo impegno, da altre cose, magari va storta. Liliana? Allora, è una caratteristica delle neurodivergenze, a tutti, io condivido quanto ha detto Ciccio, diciamo che è una peculiarità di tutte le neurodivergenze, non solo quella dello spettro autistico, avere difficoltà nel accomodarsi immediatamente a un cambiamento imminente, soprattutto quando c'è una progettualità alle spalle, come può essere una routine, come può essere un'agenda molto fitta per un lavoratore neurodivergente. Nel momento in cui cambia qualcosina nel tassello, io sono la prima, questa è una mia caratteristica della mia neurodivergenza, ho profonda difficoltà a gestire il cambiamento immediato, per cui ho sempre un impeto di rabbia o comunque di frustrazione che magari gestisco con i miei strumenti. Immaginiamo questo momento di disagio, perché tale è, su ogni tipo di sfumatura di neurodivergenza, quanto possa essere impegnativa sia la gestione che anche la risposta comportamentale. E allora, Gabriele, a proposito, diciamo, di risposte, di questi cambiamenti di cui parla anche Liliana, tu hai scoperto strategie, passioni o trucchi personali che ti aiutano a stare meglio o a esprimerti? Sì, per esempio camminando, a volte gironzolo a casa, oppure mi sfogo con la musica, poi dipende con la musica, a seconda cosa mi dicono i propri istinti, segni del corpo, per esempio. Anche sfogandomi in tal caso, anzi, non più tal caso, è uno sfogo quotidiano stando allo smartphone o al computer, per esempio. Ok, anche questo ti aiuta. Per esprimerti, per esempio, hai trovato dei trucchi? C'è qualcosa che ti aiuta o è stato un processo automatico? Allora, più o meno sì, ci sono gli esperimenti, tipo posso dire che suono? Certo, tu puoi dire quello che ti va. Che suono la chitarra elettrica a casa. Sto pensando di fare un cantautore un domani. Non è sicuro, però cerco di convincermi a farlo. Io credo che tu abbia tante cose da dire, che diciamo è la caratteristica principale di un cantautore. Poi diciamo la musica è un dettaglio. I cantautori sono quelli che hanno lasciato dei grandi segni, diciamo con le parole principalmente, poi anche con la musica. Io credo che tu abbia davvero un bel po' di cose da dire, quindi credo che il cantautore sia un bel progetto. Sì, di genere rock alternativo. Bello pesante. Del resto la chitarra elettrica che vuoi che suoni, De André, cioè voglio dire, ci sta. Allora, Gabriele, facciamo così, prendiamoci una pausa di qualche minuto per un po' di pubblicità e un po' di musica. Quando torniamo continuiamo a parlare della tua storia, dei tuoi progetti e insomma anche di quello che tu hai voglia di raccontarci, va bene? Sì. E allora restate con noi, ci sono Liliana Doria e Gabriele Volpe. A tra pochissimo. Zitti e buoni, un po' come tante parti del mondo vorrebbero anche le persone neurodivergenti, oltre che quelle normodotate dotate di pensiero proprio e critico, e invece siamo diversi da loro, come dicono la buonanima dei Maneskin, ve ne ricordate? Diciamo, rewind recente. Siamo alle nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria. Buon pomeriggio! Così mi va di dirlo. Così, sì. A quest'ora, alle 8.52. E perché ci siamo svegliati. Pensa dopo pranzo, capito? E invece diamo il bentornato qui a Gabriele Volpe. Gabri, bentornato. Ciao. Allora, ci stai raccontando la tua storia da uomo neurodivergente che ha fatto le sue scelte, ha fatto il suo percorso e avevo un'altra domanda da farti. A proposito di chi dice zitti e buoni, diciamo come dice la canzone. Ecco, Gabriele, se tu dovessi dare dei consigli a chi incontra o lavora con persone autistiche, che consiglio sarebbe? Di trattare magari con dolcezza le persone autistiche, cioè non giudicare quando sbagliano, per esempio, perché a parte che sono esseri umani, ma hanno bisogno di qualche comprensione in più, perché cioè sono ragazzi più speciali. Ok. E secondo te anche un po' più fragili? Sì. E quindi magari questa comprensione significa in qualche modo anche un po' più delicatezza, cura, immagino. Sì. Ok. Posso farti un'ultima domanda, Gabri? Certo. Che cosa significa per te
vivere una frequenza divergente? È più una sfida, una ricchezza o entrambe? Entrambe. Cioè, noi siamo fatti in maniera veramente diversa. Tutti quanti? Sì. E quindi questo, diciamo, essere diversi è bello. Certo, che bello, cioè... Pensa se fossimo tutti uguali. Uno può anche commettere sbagli che io non le faccio pure. Meno male, diciamo, se facessimo tutti lo stesso errore sarebbe una palla. Invece, mi stavi raccontando però mentre eravamo fuori onda della musica. C'è qualcos'altro che ci vuoi aggiungere rispetto al tuo progetto musicale? Sì, per esempio, che do un saluto speciale ai Subsonica perché li seguo da anni, a parte che suoneranno il 1° maggio. In particolare per quello, se riesco andrò a vedere. Ok. Noi mandiamo un messaggio a Samuel dei Subsonica e anche a tutto il comitato Liberi e Pensanti e lanciamo un appello. Gabriele è uno dei grandi fan dei Subsonica, quindi capisci a me, mi raccomando, l'1 maggio ne parliamo. Bene, detto questo, Liliana, dobbiamo chiudere al volo. La storia di Gabriele è una storia bella, purtroppo diciamo non un modello, nel senso che ce ne sono tante che purtroppo non raggiungono questo livello. Possiamo dire che è un successo dal punto di vista della costruzione del progetto di vita, citato qualche puntata fa con la dottoressa Sibilio di SEC Pro, Gabriele che conosce molto bene, possiamo decretare in questo momento che sia una grande testimonianza. Il progetto di vita è un progetto che ha successo nei margini e dei termini in cui la persona si muove, e quindi le parole di Gabriele di oggi sono la profonda constatazione di questo. Avere consapevolezza della propria diagnosi è il primo passaggio, avere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, saperli esplicare sia a livello sociale, avere anche il famoso inside, cioè cosa significa, al di là di come il funzionamento diverge in merito a quello che sono le emozioni, no? Non tutte le neurodivergenze hanno un rapporto diretto con le proprie emozioni, ok? Per renderla più chiara possibile. E quindi un altro percorso, un altro tassello importante nel progetto di vita è anche rendersi conto di ciò che si prova, di quelli che sono i propri bisogni, non solo lavorativi ma anche sociali. Di conseguenza Gabriele è una grande testimonianza oggi del successo del progetto di vita tessito intorno a lui. E allora, oggi sarà la giornata delle neurodivergenze, perché ti ricordo che questa sera noi abbiamo un appuntamento fuori città, a Conversano, mi raccomando, ci aspetta, a me Liliana ci aspetta una giornata di sensibilizzazione, di racconto, insomma lo facciamo più che volentieri. Esportiamo le nostre frequenze divergenti da Cittadella in tutte le parti del mondo, basta che ci pagate la benzina che costa un botto, va bene, ma di questo insomma l'amore per la divulgazione. È l'amore per la divulgazione, hai ragione. Intanto grazie davvero a Gabriele Volpe per essere stato con noi. Ma ci mancherebbe, figuratevi. Grazie. Grazie a Liliana Doria, che torna naturalmente giovedì prossimo. Torniamo con un ospite molto atteso da parte mia, che è la dottoressa Acquaviva, che è una fondatrice di un centro per l'autismo. E allora noi non resta che dare appuntamento innanzitutto con il nostro TG alle 14 sul canale 94, e questa sera alle 21 l'approfondimento di Orizzonte Taranto, BRT, mobilità, insomma Maristella Massari avrà davanti a sé le persone a cui fare domande, come l'assessore Patronelli, la presidente di Chima Giorgia Gira, e non perdete questa occasione alle 21. Ma poi vi volevo ricordare che naturalmente Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, e chiunque voglia segnalare disservizi, problemi col territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie di qualunque tipo, può scrivere alla nostra redazione attraverso l'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un WhatsApp al 339 680 6868. Naturalmente tutto sarà valutato dalla redazione nel rispetto della veridicità e delle informazioni e della normativa sulla privacy, e poi ovviamente potete allegare video, foto, indicare data, luogo, breve descrizione dei fatti, insomma tutto quello che serve per poter raccontare qualcosa che vi è capitato e che ha sicuramente un interesse pubblico. Mi raccomando, noi torniamo domani con il venerdì leggero, quasi leggerissimo, dalle 7 alle 9, quindi mi raccomando non andate via. Buon lavoro a tutti.